Lindo Studios presenta. Pronto, buongiorno, senta, c'è Fabio? No, Fabio non ha più questo numero di telefono. Non ha più questo numero, ecco perché non lo trovo più, quel mascalzone. L'ha cambiato. Mi ha illuso e poi mi ha lasciato. Ma lei lo conosce, Fabio? No, non lo conosco. Ah, non lo conosco, guardi, è un mascalzone delle tre cotte, guardi, mi ha illuso, mi ha detto guarda tesoro, andiamo in Olanda e ci sposiamo perché là si può, vero? E io invece, guardi, sono rimasto proprio col culo per terra, come si suol dire. Guardi, mi dispiace tanto. E non c'era nemmeno un sassolino a punta, ecco. Come si fa? Guardi, è stato... io guardi, mi sfogo, scusi se mi sfogo, guardi, ma Fabio si è comportato in un modo... Prima mi dice sì, lascio mia moglie, mi metto con te, per carità, mi piacciono gli uomini. Ma sì, ma certo, me l'ha fatto credere. E che notti, signora, che notti. Ah, ma come faccio a ritrovarlo? Non so mica il suo numero. Guardi, io non lo conosco. Non lo conosce. C'ha avuto questo numero, adesso ce l'ho io, non lo so. Ho capito. C'è tanta gente che mi chiama e mi chiede di Fabio. Fabio, sì, chissà quanti altri ne ha illusi. Lo so, sa, ma guardi che tipo, è un bastardo, guardi, lo dico sinceramente. Io non lo so, guardi, lei mi può capire perché è donna, anche se io non sono donna, ma insomma quasi. Ecco, lei mi può capire quando un uomo si comporta così, almeno sii sincero, dimmi va bene, il nostro è solo un rapporto sessuale, ci incontriamo, facciamo del sesso e va bene anche così, basta che tu lo dica prima, ma poi mi illudi, io mi innamoro, io ci credo, io ho un animo sensibile, capisce? Va bene, guardi, un'altra volta possiamo parlare se le va, però adesso c'ho da fare perché devo andare a lavoro. D'accordo, mi scusi, guardi, è stato uno sfogo di donna nel corpo di un uomo. Tranquillo. Grazie. Va bene, arrivederci. Sì, arrivederla. Che carina però, è stata gentile ad ascoltarmi. Ma accidenti, quel Fabio, hai visto il Fabio? Chissà quanti ne ha illusi e poi se n'è andato via. Chissà dov'è? Dove è andato a finire? Hai capito? No, dico, hai capito? Che gente c'è nel mondo, vero? Vabbè, è stato uno sfogo, ma che si può fare così? Lo so, sparito e via. Magari gli ha preso anche un po' di soldi a quel povero Maio, perché no? Gratuita. Che c'è? Fammi fare qualche numero, vero? Ma facciamo questo. Sì, si vede che ne fa uno sì, uno no di quelli buoni, e allora vediamo, andiamo, questa volta insomma, si spera di trovare qualcuno che abiti veramente lì e che insomma, magari abbia una moglie che cada dalle nuvole, che dica, oh mio Dio, mio marito è gay. Pronto? Fulvio? Ciao Fulvio, come stai? Fulvio? Ma mio Dio, ma cosa ha fatto? È andato via subito? Questo qui sì, questo c'ha qualcosa da nascondere, L'ho richiamato subito, e io l'ho richiamato. Già, ma guarda un po', subito, ho detto solo Fulvio, come stai? Non ho detto niente, Sarà stato il tono di voce che l'ha sconvolto. Allora vuol dire che deve nascondere qualcosa magari alla moglie che è lì vicina e che non sa che lui se la fa con i travestiti, diciamo le cose come stanno. Già. Lui, questo riattaccare precipitoso la dice lunga, caro Fulvio. Che miseria. Vabbè, vedi che non risponde più, no? È uno che scherza, è uno scocciatore, sai, capito? Va bene, d'accordo. Abbiamo capito come stanno le cose. Se non avesse avuto niente da nascondere o insomma da recriminare, effettivamente avrebbe almeno chiesto chi fossi io, eccetera. No, ha riattaccato subito perché il tono di voce l'ha messo in allarme. Non voleva che sua moglie presente, uno dei suoi amanti. Pronto, signora, buongiorno. Senta, c'è mica Francesco? E chi lo vuole? Io, guardi, sono Maio, devo parlare con lui perché ha lasciato una cosa nel mio negozio, e purtroppo io sono un fioraio, sa? Un negozio di fiori. Sì, ma lei si sta sbagliando. No, lui è venuto al mio negozio, Francesco, mi sente?
Signora, Sì, ma mi Francesco capisce? come? Il cognome Francesco, ma non mi ha mai detto il suo cognome, mi ha detto E allora lei sono perché Francesco. telefona a me? Perché Francesco mi ha dato questo numero, mi ha detto chiamami quando vuoi scopare, e io per carità di Dio l'ho chiamato. Ma guarda un po', ma perché chiamerò quel numero? C'è scritto Francesco, sì, io sto trovando a Francesco. Scusa, allora vieni a richiamarla, sai, per capire meglio come stanno le cosce. Sì, dimmelo se. Ma che lo so io. Sì? Pronto Francesco? Ma vai a fare del culo, chi è che parla? Senti, voce d'angelo, ascolta me, io vado volentieri a pigliarlo nel culo, guarda, ma figurati, da te e da chiunque altro, sai, perché io te lo devo dire sinceramente, ti ho fatto le corna, va bene? Ti ho fatto le corna e te lo sbatto in faccia, chiaro? Ecco, perché così non si fa, sai? Non mi si lascia senza. Pronto? Pronto? Voce d'angelo? Dato via. Oh, mamma mia, ragazzi, ma te lo tutte a me mi capitano, eh? Via, l'ultima chiamata per The Voice e poi vediamo cosa si può fare. Pronto? Pronto, tesoro? Oh, caro. Almeno parlo con te perché guarda, quello lì è stato cattivo, è andato via subito. Lo so, è stato cattivo, io sono buono. Tu sei buono e anche buono, guarda, te lo devo dire. Io sono buonissimo. Un bel ragazzo. 1,90 sono. 1,90. E quanto ce l'hai di cazzo? Di cazzo? Sì. Di cazzo, guarda, almeno 30 centimetri di cazzo. Mamma mia, ma sei l'uomo per me, fatto apposta per me. Tesoro, bene. tesoro. Oh. Tu sei il mio tesoro. Quando ci incontriamo? Guarda, anche oggi, senza problemi. Io, guarda, ti aspetto nel mio negozio. Ho un negozio di fiori. Sono Maio, il fioraio Gaio. Maio, il fioraio Gaio. Che c'è scritto così, Maio, il fioraio Gaio. La gente viene a comprare i fiori da me. Sì. I mariti mi mandano volentieri le mogli perché tanto dice quello è finocchio. Sì, ma le mogli non mi mandano tanto volentieri i mariti. Senti tesoro, ascolta, quando è che vieni? Ma di dove sei? Ma io sono di qua, ma secondo te il mio accento... No, ascolta, aspetta, secondo te il mio accento di dov'è? Prova a dire, dai, vediamo se sei bravo. Tu mi ricordi Tardo Platinette, mi ricordi? Platinette, per carità di Dio, guarda lontano da me, io sono magro, sono ben fatto. Se fosse pure Platinette, guarda, Oh, va bene. Ma ti piacerebbe? Certo. Mi ti piacerebbe quel vagone? Quel vagone di pulci? È un vagone di pulci quella lì. I vagoni. Vagoni, guarda, io invece sono bello magro, ma le mie cosine al posto giusto ce le ho tutte. C'ho un culetto, guarda, che ti farebbe innamorare. È fatto a cuore. Sì, infilaci la tua freccia. Che bello, la tua freccia del mio culo, il mio cuore. Senti, guarda, sono un po' impegnato io. Un pompi? Anch'io un pompi. Fai quello che devi fare, tesoro, guarda, fare. anche se un pompe, mi piace molto, devo dirti, ascolta, ho un mazzo di fiori per te, ho un bel mazzo, sì. Che dici? Vieni a prendertelo, il mio bel no, sì, guarda, faccio così, pronto, ma tesoro, lui non sa che io per tenere sempre concimati i miei fiori proprio lì me li ficcò, ma insomma un concime naturale, devo dire. Vabbè, questo verrà nel mio negozio, sì, certo, ma intanto si va davanti, vabbè, che te ci fa? No, mi stava sparendo la schermata, senza schermata che non mi ritrovo. Vabbè, d'accordo, ok, sì, ma guarda un po' te, che avventure, avventure di Maio, sì, già. Ma le migliori avventure sono le avventure di Aria e G. Nelle migliori librerie. No, dunque, pronto, Aldo?
Aldo? Aldo? Aldo? Pronto? Pronto? Ma Aldo? Non c'è, signora. Aldo? Da 26 anni che non c'è più. Oh, devo avere sbagliato numero, signora, guardi, sono contrito, mi dispiace. Che devo fare, signora? Io le auguro buon Natale. Grazie. Stia bene, A lei. Buongiorno. Buongiorno. Povera donna, era molto vecchia, è sopravvissuta a suo marito già di 25 anni, penso e poi. Ma Aldo non c'è più, povero Aldo, che non ce la fare. Sì, no, certo, voglio dire, gli Aldo vanno via tutti, vanno via come il pane. Dunque, andiamo avanti, sì. Via. Oi, Maio, com'è grottesco. Mi hanno preso per platinetto, ma direi c'è una linea Maio, ma anch'io, ma Maio, dico, effettivamente, non è di quelli sbardellati in quel modo, ci mancherebbe, e poi si veste mica in quel modo, no, è un finocchio serio. Pronto? Si è interrotto il segnale e poi ecco, ha fatto così. Vabbè, un'altra ancora. E sai, vanno così di moda ora i gay, insomma, bisogna, si fa finta di esserlo per raccattare qualche cosa in questo mondo. Oggi, mi sa, ai. No. A me qualcun era meglio, no, io c'ho bisogno, no. Andiamo avanti, ho fatto un altro numero, sì. Il gay di Natale. Niente? Niente, d'accordo. Va bene, e sai, si fa presto. Si fa un altro numero, guarda, il dito è già in azione, il dito, ecco fatto. Ci vuole un attimo. Ma c'era un attimo, E? Mancava. Sì. Pronto, signora, buongiorno. C'è Franco? No, Franco non c'è. Quello là. Mi lascia sempre solo, Pronto? Lei che è la moglie? Sì. Mamma mia, chissà quante ne passa anche lei con quello lì, Quante ne ha passate? Se ne ha passate quante ne ho passate io? Mamma mia. Chi è, scusi? Io sono Maio, il fioraio. Sa? Lui viene spesso a trovarmi, ma non è interessato ai fiori. A lui interessa un altro bocciuolo. Ciapet. Signora? Pronto? Ma perché vanno via tutti? Ciapet. Me la richiamare anche lei, che tu puoi fare? Vanno via. Ma che lo so io. Pronto, Franco? No, sono il cognato. Il cognato. Io prima parlavo appunto con che era la moglie di Franco. Sì, era la ho capito, sì, senta. Ma guardi, dica a Franco che lui mi ha trattato in un modo molto, molto brutto. E dicevo alla signora, forse, chissà quanto gliene farà passare anche a lei, povera donna. Ma cosa gli ha fatto di brutto? No, di brutto, cioè, lui ha fatto solo cose belle, per carità di Dio, ci siamo trovati bene anche a letto, è stato sempre meraviglioso. È stato magnifico a letto. Sì, però io ho l'impressione che mi abbia tradito, capisce? Mi ha tradito quello là, sa? Pronto, sono Maio, pronto? Invece di farlo stupido, Ma io non capito? Ma perché? Chiami a qualcun altro. Ma perché mi discrimina? Perché sei uno stupido. No, sono un finocchio. Ecco, e non chiamare più qui, va bene? Franco, io ti amo. Franco, torna da me. Lascialo stare quell'altro. Sono un finocchio, Franco. Scusa, che cazzo è? Pronto? È stato male a letto.
Sentiamo. Sentiamo cosa dicono. Però non credo che dicano molto di più. Anzi, credo proprio che abbiano riattaccato, sai. Sì. Abbiamo lanciato e gettato un come si può dire, un dubbio. Però purtroppo devo dire che non c'è più tempo. 30 secondi per fare un altro numero così, alla veloce. Molto veloce, sì, una sveltina, Sì, lo vedi? È inutile andare veloce se poi questo non dà, dopo 3 ore arriva. Abbiamo 10 secondi, praticamente, abbiamo 5 secondi, no, 5, sì, abbiamo 3, 2, 1, finalmente! Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete il